Si è svolta ieri a Montevago un'esercitazione internazionale denominata Modex Sicily 2019 con l'obiettivo della missione, quello nella valle del Belice, di testare il meccanismo di protezione civile europea nel caso di evento sismico e che ha visto impegnato 4 team USAR, squadre specializzate nella ricerca e nel soccorso in ambito urbano, che hanno testato la loro capacità di dispiegamento, le abilità raggiunte e la loro operatività in caso di calamità. Il teatro delle operazioni sono state diverse zone di Montevago, nell'Agrigentino, Poggioreale, in provincia di Trapani. Sul posto tra i ruderi del vecchio centro di Montevago anche il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che ha dichiarato come l'esercitazione internazionale in atto, ha detto, è sicuramente un'occasione importante di addestramento per i soccorritori, i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine, ma anche gli amministratori, gli operatori e i volontari del territorio, che hanno avuto così l'opportunità di acquisire nuove competenze ed esperienze che hanno affrontato possibili soluzioni di emergenza dovuti a eventi sismici. Siamo a Montevago a 3 anni dall'ultimo evento della Modex 2016 a rifare in questo meraviglioso scenario una prova esercitativa con le squadre internazionali. Abbiamo fatto 4 sorvoli degli elicotteri portando i team composti dai vari paesi che hanno partecipato, che sono il Marocco, la Repubblica Francese, la Repubblica Ceca e gli inglesi, che si sono costituiti con piccole parti di ogni team e hanno fatto questo assestimento per trovare un disperso che veniva segnalato dall'autorità Montevago. Il disperso è stato individuato e adesso le squadre stanno lavorando per recuperarlo e metterlo in sicurezza. Nel frattempo dall'amministrazione comunale è arrivata una seconda segnalazione di un ulteriore disperso o addirittura 2, quindi il team è stato informato di questa nuova notizia e stanno valutando come splittare le due squadre e andare a individuare queste altre segnalazioni di possibili dispersi. Siamo ancora a Montevago, ospite dell'amministrazione comunale, che è stata veramente come sempre molto attenta a queste problematiche e ci ha aiutato in questa attività. È una missione finanziata dalla Comunità Europea che si chiama MODEX, significa Modulo Exercise, quindi esercitazione di moduli, e in questo caso di moduli di amministrazioni e di stati provenienti dall'Unione Europea, ad eccezione del Marocco, che viene come paese ospite del Nord Africa. L'obiettivo principale è fare lavorare sempre più in sinergia le squadre di tutta Europa.